Era un omp di Buri. Questa è la storia di un signore residente a Buttrio, in Friuli, Venezia Giulia, e non frequentava ambienti mondani. All'era sempre a chiesa. Era un tipo piuttosto casalingo. A lavorare in palò. E aveva la passione della coltivazione di ortaggi. Alla copazzo agne. Un giorno assassinò la cara zia. Per non sapesse fare. Perché si annoiava molto, ma molto, proprio molto. All'era un omp di Buri. Era un uomo residente sempre a Buttrio. Come in Canada. E ora si è trasferito definitivamente in Canada. Cimitieri di Buri. Nel camposanto di Buttrio Plantate une cru. qualcuno ha installato un simbolo cristiano Parsore une scritte. con sopra un testo scritto in lingua locale che dice: Compade dal nevo. assassinata dal caro nipotino. Vecchia valle, In tue antiche valade. laggiù nel Tennessee, L'aiuta al Tennessee USA. trovarono le tue palle E anche a tardi stos balis. legate con un fil. Picchiadis con tu spali. Fu il vecchio capo indiano All'estate il vecchio capo da indiano all'estate. Giuseppe Manitù Beppi Manitù. che s'attaccò alle Che palle ti si è picchiata i coglions. e non le mollava più. E non li smolave poi. Ti ritrovasti un giorno Si è schiattato un'idea. legato ad un piol Picchiato di un schiale. e vedesti le tue palle E tu hai sveduto i tuoi coglions. cadere dritte al suolo. Con la io pam sul pavimento. Farai Tom Dooley E come si può fare Tom Dooley? senza le palle tu. Senza i tuoi coglions. Fu il vecchio capo indiano All'estate che il fe di puttane bastarda al capo da indiano. Giuseppe Manitù. Sempre Beppi Manitù. Carogne, Bastardo. indigeno maledetto. Rompi coglioni.